Lo sanno tutti. L'attrattiva più importante di Monreale è la sua bellissima cattedrale. Ma qui voglio mostrarti anche qualcos'altro, che non tutti conoscono. Come altri scorci del suo centro abitato, la sua frazione di San Martino delle Scale è la vedetta medievale del cosiddetto Castellaccio. Monreale si trova non distante da Palermo. San Martino delle Scale e il Castellaccio sorgono nel territorio del suo comune, nella parte più interna. Tra boschi a tratti piuttosto fitti si insinua la strada che unisce le località di Baida e di Bocca di Falco con San Martino delle Scale. San Martino è la tipica soluzione dei palermitani al gran caldo estivo, dato che si trova in una posizione più elevata sul livello del mare e distante dall'isola di calore cittadina. La sua piazza si affaccia su una conca di ulivi secolari, tra cui ammiro la punta del Monte Cuccio e una vegetazione florida a perdita d'occhio. Tra alcuni alberi, alla destra del panorama che ho davanti, fa capolino da alcune fronde la cupola della chiesa dell'Abbazia dei Benedettini. Riprendo allora a camminare e mi reco proprio all'abbazia sperando di trovare la chiesa aperta, che aperta purtroppo non è. Come un perfetto ficcanaso, mi insinuo però ugualmente nella struttura attigua, trovando quasi per caso un monaco che sembrava mi stesse aspettando. Senza alcun problema, ma anzi piuttosto felice per la mia inaspettata visita, mi apre le porte della chiesa, dandomi piena libertà di visita. La chiesa, come reputo evidente, non è quella del XIV secolo, ma il risultato di ristrutturazioni avvenute dal XVII secolo al XIX. Ma ciò che più mi sorprende, oltre ad alcune importanti opere del monrealese caravaggesco Pietro Novelli e alla grande meridiana del transetto destro, è il trionfale coro ligneo, che occupa il presbiterio. Figure allegoriche, scene bibliche e agiografiche, santi, colonne e capitelli scolpiti danno forma a una struttura imponente, che dà la dimostrazione di come il monastero dovesse rivestire un'importanza fondamentale nella vita religiosa di Monreale e di Palermo. Ed effettivamente l'ordine dei monaci cassinesi di San Martino delle Scale fu uno dei più importanti del Regno di Sicilia e poi anche dell'Italia. Chiedendo il permesso al monaco che mi ha accolto in precedenza, accedo anche al chiostro, al cui centro domina una fontana con un'alta statua marmorea di San Benedetto. Anche qui i rifacimenti architettonici in epoche più vicine a noi sono abbastanza netti, come forse lo è il senso della spiritualità che ruota attorno al concetto stesso di chiostro. Ma è ora di muoversi. La tabella di marcia è piuttosto impegnativa, perché adesso mi attende una scalata fino a 764 metri di altezza, verso la vetta del Monte Caputo e il suo castellaccio. Beh, certo, scalata è un modo di dire. La salita, se fatta in orari non troppo assolati e con la calma di chi vuole anche godersi la passeggiata in mezzo alla natura, è piuttosto agevole, se la paragoniamo a percorsi come quello verso la Rocca di Cefalù o verso le case romane di Marettimo. Ed è proprio quasi con lo spirito del bighellone che inizio la mia salita. Mi fermo ad ammirare il panorama, di cui fa parte anche l'abbazia visitata poco prima. Osservo una flora rigogliosa, insetti indaffarati, ma evito di guardare troppo davanti a me, per non lasciarmi scoraggiare da una salita ancora da affrontare, che, tornante dopo tornante, è quasi lunga 1 chilometro. Poi, all'improvviso, ecco apparire sopra la mia testa le grandi mura della fortezza. È proprio perché ti accorgi di colpo di essere quasi giunto alla vetta che il castellaccio ti mette un po' di timore.
apparendo come una struttura quasi spettrale che un attimo prima guardavi dal parabrezza dell'auto 300 metri più in basso, a debita distanza. Affatto frenato da quella suggestiva e stupida impressione, giungo finalmente alla cima. Il panorama che si apre ai miei occhi sulla Conca d'Oro mi lascia di stucco. L'imponente cinta muraria del Castellaccio, che oggi è sede del Club Alpino Italiano, è visibile praticamente da ogni quartiere di Palermo e dintorni. E proprio per questo fungeva da fondamentale vedetta contro incursioni dal mare nel XII secolo. Successivamente divenne anche una gancia, cioè un luogo di ricovero e di riposo per i benedettini, dipendente proprio dal monastero di San Martino delle Scale. Accedo all'interno e vedo un ambiente che inizia già dai primi passi ad affascinarmi. Penso a come doveva apparire quel luogo in pieno Medioevo, ai guerrieri o ai monaci che dovevano frequentarlo e a come doveva scorrere la loro vita in un contesto così isolato. Passeggiando, scopro l'ambiente che un tempo ospitava una cappella e oggi il refettorio, l'area dove sorgeva il chiostro, i resti di una chiesa a 3 absidi e la vedetta di una delle torri, da cui mi accorgo anche della meravigliosa vista della città di Monreale, con la sua inconfondibile cattedrale. Ed è proprio lì che adesso dovrò recarmi. Ma vale la pena fare con calma, per ammirare meglio da quell'altezza tutto ciò che posso ammirare, per fissarlo meglio nella mia mente e nei miei ricordi. Per arrivare a Monreale dal Castellaccio basta seguire la strada in discesa. Io però ho pensato di fare il giro largo, così da andare verso Monreale dalla salita principale che parte dalla fine del Corso Calatafimi, che coincide anche con la fine del comune di Palermo. Alcune fontane si elevano su questa importante e regale salita, fino a giungere direttamente al cuore del centro storico. Ho iniziato la mia passeggiata da una strada che ha un nome a me familiare, trattandosi dello stesso di quella da cui inizia il percorso di Cefalù, la via Umberto I. Da qui, passato da alcuni vicoli, dalla scalinata del santuario del Santissimo Crocifisso alla Collegiata, giungo al centro della vita cittadina che si snoda dalla cattedrale. Visito il Belvedere, che si affaccia ancora una volta sulla Conca d'Oro e sul paese di Altofonte, che scorgono in lontananza dall'altra parte della vallata. Successivamente mi inoltro presso la via Torres, dove sorgono botteghe di ceramisti, negozi di souvenir e bancarelle in cui vengono venduti prodotti tipici e succhi di frutta fresca appena spremuta. Vado poi verso l'arteria principale del centro storico, la via Roma, dove i colori delle bancarelle dei fruttivendoli si mischiano con la vita quotidiana dei monrealesi. Ma anche se personalmente l'ho visitata più di 1000 volte, non posso rinunciare a fare una capatina anche alla cattedrale, che nel frattempo ha riaperto per l'orario pomeridiano. Così mi rifocillo con un velocissimo gelato ed entro per l'ennesima volta all'interno del Duomo normanno. È incredibile. Non c'è una volta che mi capiti di ammirare l'interno di questa basilica in cui non rimanga a bocca aperta. Il mosaico del Cristo dell'abside è straordinario e sembra seguirti con lo sguardo da ogni angolazione. Considero un privilegio trovarmi a vivere a soli pochi chilometri da qui, dove sorge uno dei monumenti più importanti e regali della cristianità. Ma sai che ti dico? Nonostante tutto, non sono ancora soddisfatto. E così mi reco alle spalle della cattedrale, dove sorge il primo nucleo abitativo di Monreale. I primi abitanti di quelle case furono i muratori, i carpentieri e gli artigiani le cui mani costruirono il Duomo nel XII secolo. Suggestivi sono gli scorci tra i vicoli, come fermati nel tempo da un'istantanea in cui puoi muoverti e camminare.
Uscito da quel piccolo quartiere, torno però adesso al presente, avviandomi verso la fine del mio itinerario. Ho percorso chilometri in auto e a piedi, scalato montagne e ammirato bellezze che non tutti conoscono, sebbene vi si abiti a poca distanza. E non posso fare a meno di riflettere sulla quantità dei tesori che ci circondano, così affascinanti, forse anche perché non sono stati ancora del tutto scoperti e compresi. A parer mio, vale quindi la pena pensare di poter seguire dei tragitti ancora oggi inusuali, non poi così lontani dal turismo di massa, per comprendere meglio il contesto, l'essenza, l'identità di un territorio che ha subito e subisce continui mutamenti nell'irrefrenabile vortice del tempo che scorre.